Siamo in collegamento con Sonia Brescacin, consigliere regionale e amministratrice per tanti anni nel comune di San Vendemiano. Buongiorno consigliere. Buongiorno a tutti e ciao Andrea. Grazie. Con lei, dottoressa, oggi parleremo dell'emergenza coronavirus. Ne abbiamo parlato con tanti amministratori dell'Alta Marca Trevigiana, ma lei per questa funzione che è in regione ci può dire qual è il punto della situazione adesso e come avete affrontato in queste settimane l'emergenza. Ma vi ringrazio intanto per l'opportunità di essere con voi. Penso che è sempre importante sentire la voce del territorio. Ecco, da parte mia, nella fase iniziale tutti l'abbiamo vissuta in modo molto preoccupato, anche con l'ansia, perché comunque questo virus è arrivato in modo inaspettato, in modo irruento. Dopodiché la macchina organizzativa, la task force regionale insieme col mondo scientifico abbiamo visto che si è messa all'opera in modo molto deciso, in modo molto importante, e da lì penso tutti i cittadini in qualche modo hanno individuato una guida una guida da seguire giornaliera, e penso che attualmente seguiamo ogni giorno insomma gli aggiornamenti che il Presidente rivolge a tutti quanti e che tutti possiamo sentire, per cui poi nel territorio, ecco, visto che siamo nella zona del Coneglianese dell'Alta Marca, anche qui, ecco, sulle nostri comuni, sulle nostre comunità abbiamo comunque seguito tutta una serie di casi che venivano avanti e che portavano preoccupazione forte, ma io posso dire che il sistema sanitario, anche quello nostro locale, ospedaliero del territorio, hanno funzionato molto bene e stanno dando una buona risposta ai cittadini che purtroppo hanno problemi. La Regione Veneto è stata un modello per la sanità, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Si parla proprio di modello Veneto, soprattutto per quanto riguarda i tamponi. Quindi la vostra politica è stata una politica di successo, possiamo dire. Io penso che potremmo sempre ringraziare il Presidente Zaia, tutto il mondo sanitario, tutti coloro che da quasi 2 mesi ormai ininterrottamente garantiscono sicurezza sanitaria e garantiscono i servizi essenziali alla popolazione. Adesso non li nomino tutti perché poi rischiamo di dimenticare qualcuno e non è bello nei confronti di chi ci sta portando avanti questo momento molto, molto difficile. Io penso che ciò che emerge è la capacità, la velocità, la decisione, il fatto che la politica che decide, in qualche modo organizza, si è unita in modo perfetto col mondo scientifico e quindi ha trovato le risposte giuste. E quindi poi sai che nel momento in cui dimostri coi fatti ciò che stai portando avanti, perché lo porti avanti, e poi i risultati che si vedono, che diventano obiettivi e tangibili, a quel punto diventa un modello che abbiamo visto che è stato ripreso e studiato a livello internazionale. Questo non può che far piacere, però io penso che conferma proprio la pragmaticità, ecco, la pragmaticità regionale del mondo regionale amministrativo che governa la sanità pubblica, insieme al mondo scientifico che ha creato un ottimo binomio per questa situazione. Quindi l'eccellenza nella sanità è fondamentale. E tornando alla nostra provincia, la provincia di Treviso e anche l'Alta Marca Trevigiana, c'è la novità del corso di laurea di medicina anche per la città di Treviso. Lei può fornirci delle informazioni su questo nuovo corso? Guarda, questo provvedimento l'abbiamo approvato martedì in Consiglio regionale, noi li stiamo facendo in videoconferenza, quindi ognuno da casa propria, però il Consiglio sta lavorando. E questo provvedimento, che era già stato portato avanti prima dell'emergenza Covid, è arrivato adesso in Consiglio regionale. Io penso che anche una buona testimonianza, è un provvedimento importante già di per sé, perché attivare un corso di laurea intero nei 6 anni accademici in provincia di Treviso, in collaborazione con una delle più prestigiose università, che è l'Università degli Studi di Padova, presso le sedi dell'azienda USL Marca Trevigiana, quindi l'azienda sanitaria pubblica locale provinciale, in questo momento
ha un valore ancora maggiore, no? E dà il senso di quanto è anche importante l'impegno che la Regione rivolge al servizio sanitario pubblico regionale, in particolar modo per noi in questo momento con il corso di laurea per la provincia di Treviso. Io penso che alcuni dati sono questi: 60 studenti per ogni anno di corso, quindi a regime 360 studenti potranno studiare presso l'Università di Medicina a Treviso. Esiste già attualmente una collaborazione con l'Università di Padova, ma soltanto per l'ultimo triennio del corso e da adesso si partirà proprio dal primo anno. Questo aiuterà moltissimo, secondo me sosterrà il sistema locale, sanitario locale, darà opportunità formative importanti per i giovani. Io lo vorrei legare anche a 360 gradi all'impegno che si sta portando avanti in provincia di Treviso nel settore sanitario, se mi consenti Andrea, perché la cittadella della salute sta sorgendo a Treviso, un investimento importante che migliorerà l'ospedale, darà nuovi servizi, nuovi spazi, nuove opportunità. E se lo uniamo anche all'impegno che la Regione annualmente mette negli investimenti per nuove tecnologie e nuovi macchinari, la Regione dedica 70 milioni di euro all'anno per i nostri ospedali, unito a questa nuova opportunità formativa universitaria, io credo che ci fa capire quanto anche la comunità intera ha solo che da migliorare, da guadagnare, tra virgolette, ecco, da questa crescita che sarà sia di cultura sanitaria ma anche di benessere per tutta la collettività. Benissimo, allora noi e questo territorio, il territorio della provincia di Treviso, potrà ripartire anche da una notizia così importante. Noi la ringraziamo, consigliere, e le auguriamo una buona Pasqua e soprattutto buon lavoro in Consiglio regionale.